Musica, danza, teatro, a Natale un'occasione per entrare nelle sale. Un momento in cui più di qualcuno ha detto forse ritornare a teatro può invitare alla riflessione e ad allontanare la paura. Lei cosa ne pensa? Sono d'accordo, il teatro è un luogo di incontro, è un luogo di socializzazione, di condivisione di esperienze e quello che facciamo anche noi nei nostri teatri, come anche la Regione con Arteven ora stanno proponendo, è quello di moltiplicare le occasioni di incontro e fornire spunti di riflessione attraverso queste occasioni che non sono solo di intrattenimento, ma sono anche di riflessione, di scambio di opinioni, di approfondimento di quello che è la realtà che ci circonda. Abbiamo visto che le produzioni, quelle che vengono offerte da giovani e giovani, faccio riferimento ai maggiorenni, hanno avuto un successo incredibile. Stanno tornando i giovani a teatro, è cambiato il linguaggio, è cambiato la modalità di proporre gli spettacoli. Stiamo cercando di cambiare la modalità di proporre gli spettacoli. I maggiorenni, che abbiamo appena terminato di proporre a Padova dopo 2 settimane di recite continuative, è stato costruito appositamente per andare incontro agli studenti delle scuole superiori. Affronta argomenti che li interessano da vicino. Si trattava di uno spettacolo con un testo scritto da Tiziano Scarpa sul passaggio alla maggiore età e al mondo dopo la scuola superiore. E effettivamente gli studenti non hanno mai lasciato veramente il teatro. Si tratta di trovare gli strumenti e i mezzi per avvicinarli meglio attraverso spettacoli che devono avere delle caratteristiche di qualità molto elevate e che contengano argomenti e motivi di interesse che possano avvicinarli di più. Teatro Stabile del Veneto è diventato nazionale da qualche mese. Che sintesi si può fare, visto che c'era la paura da parte di alcune piccole compagnie di essere defenestrate dai circuiti? Invece, proprio al Ridotto del Verdi qualcuno è arrivato per la prima volta, e penso anche al Goldoni. Sì, il ruolo del Teatro Nazionale, come l'abbiamo concepito, è di fulcro e punto di riferimento di un territorio vasto. Quello che cerchiamo di fare è proprio proporci anche alle giovani compagnie come riferimento. Abbiamo già iniziato un programma che svilupperemo in futuro di incubazione di nuovi progetti e di giovani artisti emergenti, per cui nessun timore, noi siamo al servizio di un territorio, interpretiamo in questo modo il nostro ruolo e quindi invitiamo tutti a non avere timori, anzi a confidare in uno sviluppo ulteriore del ruolo di Teatro Nazionale. Il Teatro Torniolo di Mestre fa il tutto esaurito con i Momix e non solo. I 2 teatri dello Stabile del Veneto, stiamo arrivando a questi risultati? I teatri sono 3 e i risultati stanno arrivando. Le stagioni stanno andando molto bene, in particolare a Padova e a Verona. Numeri molto elevati, incremento di abbonati e incremento di incassi molto consistente, stiamo parlando di oltre il 20% di un incremento sulla stagione precedente, per cui sì, c'è voglia di andare a teatro. Il teatro deve in qualche modo anche riconquistarsi un ruolo che negli ultimi tempi forse in alcuni luoghi si era un po' smarrito, è proprio il luogo dell'incontro delle persone e delle persone vive.